La sicurezza reale delle infrastrutture passa prima di tutto dalla manutenzione e dal potenziamento dei controlli, è l'appello degli ingegneri liguri dopo il crollo del viadotto autostradale a Genova. Al via i lavori di recupero del padiglione del tè all'interno del giardino di Villa Rocca a Chiavari. Dopo oltre 50 anni sarà restaurato lo storico edificio, oggi i primi sopralluoghi. Presentato il viaggio del Papa in Irlanda per il 9° incontro mondiale delle famiglie. Francesco sarà a Dublino sabato e domenica, in primo piano anche il tema degli abusi. Il Vangelo va vissuto, non soltanto annunciato, è l'esempio di San Massimo celebrato nell'omonima frazione di Rapallo, parte del ricavato degli stand per le famiglie colpite dalla tragedia del Ponte Morandi. La parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra, a Riva Trigoso, si prepara a festeggiare venerdì il Santo Patrono. Intanto, con la 30ª edizione della gara dei Castelli di Sabbia, si sono concluse le feste civili. Buonasera a tutti, bentornati a Tiguglio oggi. È trascorsa una settimana dal crollo del Ponte Morandi di Genova. Prosegue il lavoro della magistratura per risalire alle cause e ai responsabili della tragedia. In questi giorni è tornata in primo piano la questione della sicurezza delle infrastrutture viarie di tutta la Liguria. Centinaia infatti i viadotti e le gallerie che compongono la rete stradale e autostradale della regione. Il monitoraggio c'è, assicura l'Ordine degli Ingegneri di Genova, ma occorre non abbassare la guardia e soprattutto cambiare passo sul fronte della manutenzione. Sentiamo l'intervista. Sostanzialmente io ritengo che il controllo ci sia. È chiaro che quello che è successo, che è assolutamente drammatico e traumatico, deve insegnarci una volta per tutte che la manutenzione di queste opere è fondamentale per garantire la sicurezza per la gente, per la vita della gente e anche per il futuro economico e sociale del nostro Paese. Quindi è un investimento, anche se dal punto di vista mediatico magari dà meno visibilità. Ecco, voi come Ordine degli Ingegneri ribadite un concetto, il tema della sicurezza reale e non burocratica. Che cosa intendete per questo? Assolutamente. Noi dobbiamo valutare esattamente quali sono le prestazioni alle quali può far fronte un edificio, una struttura, un'infrastruttura. La norma è importante, deve essere rispettata, ci mancherebbe, però non dobbiamo essere schiavi delle norme. Noi dobbiamo usare la nostra cultura ingegneristica per far sì che ci sia una sicurezza reale e di conseguenza dobbiamo avere anche gli strumenti per poter operare anche velocemente. Ecco, voi chiedete anche un cambio di passo, soprattutto di prospettiva, non fermarsi all'immediato ma guardare anche in prospettiva, anche alla durata fisica delle strutture che sono state realizzate in questi anni. Diciamo che la vita delle strutture è scelta e decisa tra committente e progettista a monte nel momento in cui viene progettata, però è possibile che la vita venga prolungata anche con degli interventi pesanti e che quindi la si manutenga invece che per 50, per 100, per 150 anni. E non bisogna però dimenticare di fare questo. Assolutamente no, perché altrimenti, voglio dire, tutti i ragionamenti fatti vengono vanificati. Prosegue l'emergenza sfollati, oggi sono stati assegnati altri 6 alloggi. Le famiglie vi potranno trasferirsi immediatamente contando anche su un contributo per l'acquisto degli arredi grazie all'accordo tra Regione e Autostrade. I nuclei sfollati ammontano a 251 per un totale di 553 persone. A loro disposizione ci sono 2 sportelli, il centro civico Buranello e la scuola Caffaro di via Gaz 3. Per i privati che intendono mettere a disposizione un alloggio per gli sfollati è attiva la mail casedisponibili@comune.genova.it e sono già oltre 70 le persone che hanno risposto all'appello, alcune anche fuori Genova. Gli uffici stanno valutando gli appartamenti incrociando le offerte con le esigenze delle persone sfollate. Nella mail occorre indicare generalità, ubicazione della casa, numero di vani e metratura, piano, presenza o meno di ascensore, le condizioni di contratto, cioè se locazione o comodato gratuito, ma anche le informazioni per i disabili e la presenza di un eventuale posto auto. È importante
importante allegare anche una planimetria dell'appartamento. Ora i trasporti, sarà gratuito anche il tratto di A12 dal centro fino al casello di Genova Est. A deciderlo Autostrade in accordo con il Comune per decongestionare le uscite di Genova Ovest e Genova Aeroporto. Il Comune ricorda anche la presenza del parcheggio di interscambio gratuito 24 ore all'uscita del casello di Genova Est, collegato con comode fermate dei mezzi pubblici per evitare l'appesantimento del traffico in centro città. Sul fronte gomma, Comune e AMT hanno disposto l'incremento delle corse Pegli-Porto Antico e da giovedì inoltre il servizio Navebus potrà contare su 14 corse anziché 8 sia da Molo Archetti sia dal Porto Antico. Per i treni infine, oltre a incentivare l'utilizzo dei convogli urbani, sarà potenziata fortemente la tratta Savona-Sestri Levante, in modo che chi arriva da Ponente possa lasciare l'auto alla stazione di Savona e trovare un treno per Genova ogni mezz'ora. Oltre a questo, l'aumento delle tariffe del 2% che scatterà dal 2019 non sarà a carico degli utenti, così da incentivare l'utilizzo del trasporto su ferro. E infine è stata intrapresa la strada che porterà ad un unico biglietto per viaggiare a bordo di ATP, AMT e Trenitalia con riferimento all'area metropolitana genovese. Si tratta di un'accelerazione a quanto già si stava cercando di realizzare da tempo, spiega Enzo Sivori, presidente di ATP Esercizio. Cambiamo tema, veniamo a Chiavari, pulizia, indagini e rilievi in 3D al padiglione del Tè nel giardino di Villarocca. L'amministrazione comunale ha autorizzato i lavori di restauro, erano oltre 50 anni che la storica struttura non veniva interessata da un intervento di questo tipo. Questa mattina i primi sopralluoghi, siamo andati a vedere. Dopo più di 50 anni si iniziano i lavori finalizzati alla ristrutturazione. Sì, questo è... intanto in questo momento stiamo facendo un primo intervento, stiamo portando a termine un primo intervento proprio di pulizia, per avere un'accessibilità all'edificio e stiamo già facendo tutta la parte quindi di rilievo dell'edificio, per poter quindi concretizzare un progetto di restauro diciamo definitivo e quindi poi l'approvazione di quello esecutivo per poi procedere alle gare d'appalto per il recupero. Come state procedendo al momento? Che tipo di lavori state effettuando? Abbiamo appena appunto terminato tutta la parte di messa in sicurezza temporanea proprio per addetti ai lavori, diciamo, e però sono già iniziate anche le fasi di rilievo tridimensionale in 3D appunto di tutto l'edificio, per poter avere quindi le basi su cui lavorare per stendere il progetto. Storicamente il padiglione del Tè a Villarocca che cos'era? Ma certamente è un edificio particolare, all'interno faceva parte del contesto del giardino, quindi un po' questo è il giardino di Palazzo Rocca, ed era proprio l'elemento più rialzato, la parte dove proprio dello svago, diciamo, di quelli che erano appunto la famiglia Rocca del primo Novecento, quindi proprio che erano appunto 50 anni se non oltre, cioè che non erano accessibili in sicurezza, diciamo. Quindi ci stiamo anche rendendo conto, adesso stiamo studiando tutte queste parti per poi quindi studiarle e per poi valutare il recupero se è possibile, dove è possibile. È un edificio che appunto non utilizzato per quello per cui era nato si è quindi degradato nel tempo, ecco, quindi noi adesso cercheremo di recuperare tutto quanto possibile, ovviamente in accordo con la soprintendenza. Rimaniamo a Chiavari, andiamo sulla pagina Facebook del Comune dove si parla di Colonia Fara e del progetto per la nuova passeggiata a mare. Oltre 50 telecamere, si legge, verranno installate in loco per garantire la sicurezza e il decoro della nuova passeggiata. Come si vede anche dalla foto, oggi il sindaco Marco Di Capua insieme all'assessore Giuseppe Corticelli hanno effettuato un sopralluogo con il comandante della Polizia Municipale, questo per verificare i punti dove saranno posizionate le telecamere. E prosegue il dibattito politico sulla Colonia Fara anche fuori del municipio chiavarese. Oggi il sindaco replica con un comunicato alle dichiarazioni del gruppo Noi di Chiavari. La variante alla Fara, scrive il sindaco, sta seguendo l'iter dell'accordo di programma firmato proprio da Levaggi. È stato lui, prosegue, ad introdurre norme di flessibilità progettuale che escludono l'intervento del Consiglio Comunale per le modifiche richieste. È sempre lui, conclude Di Capua, ad aver previsto un collegio di vigilanza che ancora oggi è formato dagli stessi soggetti che ne facevano parte durante la sua amministrazione.
A Santa Margherita Ligure la consigliera di maggioranza del gruppo Non Solo il Centro, Carmela Pinamonti, ha deciso di restituire la delega al verde pubblico. In un comunicato spiega di essersi trovata di fronte ad una situazione insostenibile dovuta soprattutto a due fattori: carenza di personale e mancanza di fondi, che dice molto spesso non hanno consentito di effettuare neanche la normale amministrazione. La Pinamonti assicura infine che manterrà il suo impegno di consigliera comunale. A Sestri Levante sono in corso di rapida ultimazione i lavori per la realizzazione del campo in erba sintetica allo stadio Sivori. Il cambio di manto consentirà all'Unione Sportiva Sestri Levante di indirizzare in un'unica sede l'intera attività del settore giovanile, con la possibilità di ospitare più squadre e organizzare eventi, tornei e summer camp. L'amministrazione ha finanziato l'intervento con una spesa di 500.000 euro, di cui 364.000 per il terreno da gioco. A breve il Comune finanzierà ulteriori investimenti per l'efficientamento energetico e il miglioramento degli spazi, così da rendere la struttura ancora più funzionale. Siamo all'informazione religiosa. Nel fine settimana il Papa affronterà il 24° viaggio apostolico. Sabato 25 e domenica 26 agosto si recherà in Irlanda per il 9° incontro mondiale delle famiglie. I vari momenti del viaggio sono stati presentati oggi in un briefing presieduto dal direttore della sala stampa della Santa Sede. Toccati vari temi, tra questi anche il dramma degli abusi. Sentiamo. Due i momenti centrali del viaggio del Papa in Irlanda: la festa sabato sera alle 20:30 al Croke Park Stadium di Dublino e la messa domenica alle 15:30 al Phoenix Park. La visita di Francesco è stata presentata questa mattina dal direttore della sala stampa della Santa Sede. Il pontefice si reca in Irlanda soprattutto per il 9° incontro mondiale delle famiglie. Sempre sabato, ad esempio, durante la visita alla cattedrale, il Santo Padre incontrerà le giovani coppie che si preparano al matrimonio. Io credo che l'Irlanda è un paese di grande tradizione cattolica, cristiana, però che si è sviluppato molto velocemente ultimamente e in molti modi si è secolarizzato, quindi le sfide delle famiglie ci sono sempre, però forse ancora di più oggi, e quindi questa è una bella prova che il Papa crede che la famiglia è la scuola delle virtù, che uno impara in una famiglia a pensare non solo a se stesso, però agli altri. Per questo il Papa sempre parla dell'importanza della famiglia per tutta la società. L'Irlanda è un paese scosso dal dramma degli abusi. Nella recente lettera al popolo di Dio, Papa Francesco ha parlato proprio di questa piaga come di un crimine che genera profonde ferite. Sono stati trascurati i piccoli. La Chiesa, ha scritto, se ne faccia carico con rinnovato impegno. Durante il viaggio apostolico è possibile che il pontefice incontri alcune vittime. Sul programma c'è da pregare nella Cappella del Santissimo del Cattedrale, dove c'è una candela accesa da anni per tutte le vittime dei diversi abusi. Il Papa pregherà in silenzio là. Poi sul programma non c'è un incontro con le vittime, però tutti sanno che nei viaggi dove questo dei abusi è una realtà forte nel paese, il Papa incontra delle vittime. Poi solo dopo l'incontro decidono loro cosa vogliono fare pubblico. La cosa importante per il Papa in questi momenti è un momento di preghiera insieme, di silenzi insieme e ascoltarli. Telepace seguirà il Papa in diretta all'arrivo all'aeroporto di Dublino sabato mattina alle 11:30. Seguiranno gli incontri con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. Alle 16:30 la visita alla cattedrale, alle 17:30 quella al centro di accoglienza per le famiglie senza tetto. Infine la festa al Croke Park alle 20:30. Domenica torneremo in diretta dalle 10:45, alle 15:30 poi la messa e alle 19:30 la cerimonia di congedo. Tutti questi momenti li potrete seguire sul canale 15 di Telepace. Veniamo ora in diocesi, solennità di San Massimo a Rapallo nell'omonima frazione. Domenica la messa del mattino e i vespri del pomeriggio sono stati presieduti da Don Pino Carpi. I momenti di festa civile sono stati ridotti nel rispetto delle persone colpite dal disastro del Ponte Morandi di Genova. Sentiamo. Una festa sentita per la parrocchia intitolata al Santo, una delle più periferiche del comune di Rapallo, un'occasione di incontro e di preghiera. Come ogni anno la ricorrenza ha richiamato persone che nel tempo si sono trasferite altrove, ma che continuano a sentire il richiamo della piccola località. Quest'anno abbiamo meditato alcuni passaggi del documento pastorale del Vescovo per una chiesa chiavarese che si rinnova nella gioia del Vangelo. Le persone che ci sono si coinvolgono tanto, ma anche più del necessario, nonostante la stagione.
Vescovo torinese, originario del IV secolo, San Massimo annunciava il Vangelo e la carità e ricordava ai cristiani il dovere di lodare Dio tutti i giorni, al mattino e alla sera, e condannava chi vendeva il perdono dei peccati in cambio di denaro. Ha messo in evidenza che la comunità cristiana, oltre che essere la comunità che annuncia il Vangelo, lo vive anche e lo testimonia proprio nella carità. La comunità di San Massimo si identifica molto con la sua chiesa, con il piccolo cimitero, con le iniziative in calendario, quest'anno segnate dalla tragedia del Ponte Morandi di Genova. Ringrazio il comitato che ha rinunciato appunto a spettacoli pirotecnici oppure musica, ma destinerà una parte del ricavato degli stand proprio a supporto delle famiglie che purtroppo sono rimaste coinvolte nel disastro di Genova. Tanti infine i fedeli che hanno contribuito all'organizzazione della festa. Ho cominciato a fare il chierichetto a 7 anni e ho sempre fatto poco, ma il mio contributo l'ho sempre dato nella chiesa. Penso di lasciare il posto ai giovani perché ci vuole i giovani che si sostituiscono. Abbiamo preparato questa lotteria, ci è costata parecchio perché si veniva a lavorare di sera, comunque è andato tutto bene. Si avvicina la festa del Crocifisso Nero per la parrocchia di San Giovanni Battista a Chiavari. La riflessione prende spunto da una provocazione contenuta nell'esortazione apostolica Gaudete ed Exultate del Papa. Sei santo, torna ad essere uomo. L'invito è a vivere nella quotidianità la vocazione alla santità, compiendo con onestà e competenza il proprio servizio ai fratelli. Veniamo agli appuntamenti dunque. Venerdì, vigilia della festa, alle 17:30 la liturgia per gli anziani e gli ammalati. Sabato, solennità del Santissimo Crocifisso, le messe saranno alle ore 8, 10:30, 17:30 e 20:45. La messa delle 10:30 sarà presieduta da Monsignor Mario Rollando. Non poteva mancare la tradizionale gara dei castelli di sabbia tra le iniziative organizzate per la festa di San Bartolomeo nella parrocchia di Riva Trigoso. Oltre un centinaio di partecipanti si sono dati appuntamento sulla spiaggia di Renà, dove sono state realizzate una ventina di sculture dalle forme più disparate e non sono mancati riferimenti all'attualità. Vediamo. Sono 30 anni che facciamo la gara dei castelli di sabbia, è una tradizione ormai che è consolidata, vengono tanti ragazzi, anche tanti villeggianti e ogni castello ha un tema. Tanti sono anche sul tema che abbiamo fatto quest'anno durante l'oratorio estiva, tutti all'opera. Alcuni anche hanno fatto il tema che riguardano i propri campeggi, i propri campi estivi e altri temi riguardo al mare, uno in particolare con il ricordo del ponte di Genova. Abbiamo rappresentato un po' il ponte di Genova che è crollato il martedì scorso e in mezzo dove è rotto abbiamo unito il ponte con due mani, perché allora diciamo che è stato il nostro campeggio che si è svolto la settimana scorsa col titolo Ti ho preso per mano e quindi abbiamo unito il ponte proprio per simboleggiare la relazione, cioè unire i due lati del ponte. Progettista che cosa ha disegnato? Allora abbiamo fatto la stazione di Riva con a fianco la Rinox, poi visto che c'era dello spazio che avanzava abbiamo fatto qualche parcheggio e poi qualche albero. Sono stati dei giorni belli perché ci hanno visto impegnati sia con i ragazzi e con i bambini nel pomeriggio in spiaggia, sia la sera con dei momenti di aggregazione qui nel nostro campo parrocchiale, con tanti parrocchiani e anche tanti amici ospiti, soprattutto anche attraverso la cucina, attraverso la musica, attraverso il karaoke, attraverso la tombola, tutti i momenti di aggregazione e di amicizia vissuti insieme. Sabato abbiamo voluto giustamente rispettare il lutto nazionale e anche noi abbiamo sospeso ogni tipo di festeggiamento ed è stato un giorno dedicato soprattutto alla preghiera. Nelle celebrazioni dell'Eucarestia di quella giornata abbiamo ricordato in modo particolare le vittime, le famiglie e tutti coloro che sono stati colpiti da questa sciagura, da questa disgrazia. Domani sera, mercoledì alle ore 21, ci sarà la messa in spiaggia, saranno rilasciati anche i lumini in mare. Tutte le interviste realizzate in occasione della gara dei castelli di sabbia a Riva Trigoso saranno trasmesse questa sera nella rubrica Si può dare di più, in onda a partire dalle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Saranno proposte anche le voci raccolte durante la sagra del Bagnun che si è svolta nei giorni scorsi sempre a Riva Trigoso. È stata annullata l'ultima serata della sagra delle melanzane di Campegli nel comune di Castiglione Chiavarese
in seguito al tragico evento accaduto ieri sera. Una signora anziana sulla settantina ha avuto un malore durante la festa verso le 21:45. Il pronto intervento della Croce Verde, che era presente alla manifestazione, e poi quello del 118 non sono stati sufficienti a rianimare la signora. L'associazione Il Carmo ha quindi deciso di annullare la serata in segno di partecipazione al grande dolore che ha sconvolto la piccola comunità di Campegli. Almeno 1 migliaio di persone ha trascorso Ferragosto a Giacopiane. Il lungolago era stracolmo di tende, di vetture posteggiate sullo sterrato. L'area è stata controllata dall'alba al tramonto dalle guardie ambientali della FIPSAS. Una ventina le multe elevate per chi ha raggiunto il lago senza il permesso comunale. Grazie alla presenza delle pattuglie però è stata garantita la sicurezza in alcune occasioni. È stata soccorsa una vettura caduta in un fosso, un cane perso e ritrovato, un bimbo che aveva smarrito i genitori, ma anche per allontanare dalla diga i minori in canotto e ancora per redarguire i turisti stranieri che, ignari del divieto di balneazione, avevano attraversato il lago a nuoto. Ha aiutato anche il custode della diga che si era ferito ad una mano. Dunque tanta sicurezza ma anche pulizia. Infatti gli agenti si sono occupati di tenere pulita l'area del lago dai rifiuti. In via Garibaldi a Lavagna, di fronte al Civico 80, c'è una piazza che nessuno pulisce. Lo scrive in una mail un residente che, oltre all'incuria dell'area, denuncia un problema di igiene ma anche di sicurezza. Le foglie rimaste a terra e non raccolte, infatti, rischiano di finire nei tombini e di intasarli durante la pioggia. Con questa situazione di incuria e trascuratezza, portoni e cantine di via Garibaldi sono costantemente allagati, prosegue il residente, che richiede la presenza di spazzini e la pulizia dei tombini. Cambiamo tema, parliamo della Lega Navale Italiana di Rapallo, che non è una presenza statica in mezzo al porto cittadino con il suo molo da oltre 130 posti barca. In realtà da molti anni il sodalizio promuove numerose attività sportive, ambientali e sociali, un punto di riferimento per centinaia di soci e numerosi giovani. Sentiamo. Ambiente, ecologia e sport sono i fronti sui quali la sezione rapallese della Lega Navale si impegna fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1903. Il sodalizio ha concluso un progetto di spongiocultura per disinquinare le acque del porto di Rapallo, un piano che può essere sviluppato in altri approdi nazionali, e ha portato a compimento un piano di recupero degli oli esausti domestici con il posizionamento di appositi contenitori, 1500 quelli consegnati ai ragazzi delle scuole. Spazio anche alla disabilità con iniziative di promozione sociale svolte in accordo con l'ANFAS, ma sono soprattutto i più giovani che la Lega Navale cerca di attrarre, per esempio proponendo 2 attività nautiche. Le attività principali riguardano la vela, con la scuola vela Optimist, poi laser e a seguire nei casi in cui i giovani vogliano perseguire qualcosa di più agonistico, anche attività più importanti. Per quanto riguarda il canottaggio c'è una scuola di base, poi anche qui ci sono delle situazioni di miglioramento sportivo. In 112 anni di attività nautica, la sezione di Rapallo ha vinto 2 titoli mondiali, traina d'altura e drifting, e oltre una ventina di titoli italiani nelle varie discipline di pesca. Quest'anno, nel campionato italiano di traina costiera che si è svolto ad Alassio, la Lega Navale Rapallese ha conquistato il podio con un primo, secondo e terzo classificato, un risultato ottenuto anche grazie ai giovani iscritti. C'è sempre un'attività da parte dei giovani che partecipano a tutta la vita sportiva della nostra associazione, in particolare nella scuola vela, nella pesca, dove siamo stati campioni mondiali e campioni italiani diverse volte, e quindi insomma i giovani vengono volentieri perché si trovano in un ambiente molto sereno, molto piacevole. Rimaniamo a Rapallo, dove torna la manifestazione del Red Carpet, giunta alla 9ª edizione. L'appuntamento è per domani sera a partire dalle 19. La classica cena itinerante a cielo aperto sarà sottolineata con l'ormai famoso tappeto rosso che coinvolgerà le vie del centro. Ristoranti e bar proporranno menù dedicati e non mancherà l'intrattenimento musicale con postazioni dislocate in varie zone della città: Chiosco della Musica, Lungomare, Piazza Garibaldi, Piazza Venezia, zona Lenagge e Lungomare, zona Caravaggio. L'iniziativa è curata dal CIV Ci Vediamo a Rapallo. E dunque sono state decise delle modifiche alla viabilità sul lungomare rappallese per consentire 2 manifestazioni. La prima è Night on the Beach, in programma stasera. Il divieto di sosta è partito nel pomeriggio e sarà in vigore sino alle 3 di questa notte. E la circolazione della strada è stata chiusa alle 19 e rimarrà chiusa sino alle 3 di questa notte. Il provvedimento si ripeterà il 30 agosto, seconda serata dell'iniziativa musicale. Domani invece il lungomare ospiterà, come dicevamo, il Red Carpet, divieto di
di sosta e chiusura della strada al traffico dalle 14 di mercoledì sino alle 6 del mattino di giovedì. Ora sfogliamo insieme l'agenda di Telepace e vediamo così tutti gli appuntamenti in programma per domani. Li ha letti Giacomo Rizzi. Appuntamenti in agenda per mercoledì 22 agosto. Ritorna a Rapallo il Red Carpet. Alle 18 la presentazione dell'opera La ragazza che ero, la riconosco, nell'Hotel Rosa Bianca. Dalle 19 per le vie del centro si potrà partecipare alla scena itinerante. Dalle 20.30 alle 22.30 sul lungomare Labonia in Lavagna si svolgerà l'iniziativa Baby Hawaii, promossa dall'Alci Ragazzi Tigullio. Alle 21, nella sala Carlo Bo di Palazzo Fasce a Sestri Levante, si terrà una conferenza di Antonio Fornaciari su le sepolture tra Medioevo ed età moderna. Buonanotte con le favole, il laboratorio di lettura per bambini sarà in piazza San Bernardo a Santa Margherita Ligure, alle ore 21. Nell'ambito della 18ª edizione di Tigullio Teatro, alle 21 a Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure andrà in scena Maruzza Musumeci di Andrea Camilleri. Continua la rassegna Cinema sotto le stelle, in piazza Pertini a Montaretto, nel comune di Bonassola. Alle 21.30 la proiezione del film Race, il colore della vittoria, di Stephen Hopkins. Serata di jazz a Zoagli, in piazza 27 dicembre. Alle 21.30 musica con Marco Parassoni Group, Frank Ruff. E infine, alle 21.30, nella tensostruttura colmata Maria Chiavari, sarà proiettato il film La notte che mia madre ammazzò mio padre, di Ines Paris. L'area marina protetta di Portofino torna ad essere lo scenario della gara di nuoto Miglio Blu, giunta quest'anno alla 6ª edizione. Appuntamento è per domenica 26 agosto, oltre 200 iscritti già confermati si sfideranno in un percorso lineare dalla spiaggia di Niasca a Paraggi sino a Punta Pedale Beach. Il ritrovo è a partire dalle 12 sulla spiaggia di Punta Pedale, dopodiché i partecipanti raggiungeranno autonomamente la spiaggia di Niasca, sede di Outdoor Portofino, da dove partirà la gara amatoriale del Miglio Blu alle ore 16:30. Oltre al percorso del Miglio è previsto anche un itinerario di 200 metri per bambini con partenza e arrivo sulla spiaggia di Punta Pedale, tutto questo a partire dalle 15:30. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, l'informazione torna domattina alle 12:45 con il TG13. Per tutte le altre informazioni continuate a seguirci sul sito www.teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata, arrivederci.